Il disturbo da attacchi di panico sta ad indicare il ricorrere di attacchi di paura o terrore improvvisi associati a sentimenti di catastrofe imminente e accompagnati da sintomi fisiologici quali soffocamento, vertigini, sudorazione, spasmi muscolari, tremore e tachicardia. Le crisi colgono l'individuo come un fulmine a ciel sereno, cioè in momenti imprevedibili, spesso durante le normali attività. Gli attacchi durano alcuni minuti, che però possono sembrare eterni per l'angoscia che procurano, e dopo resta la paura che tutto possa ripetersi. Le crisi tendono infatti a essere ricorrenti, per cui spesso i pazienti sviluppano un'ansia anticipatoria rispetto a quando e dove avverrà l'attacco successivo. Di conseguenza evitano luoghi o situazioni associati agli attacchi e man mano che le paure aumentano, la vita di queste persone viene sempre più compromessa. Il panico è stato inserito solo da un ventennio fra le patologie psichiche del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Precedentemente era considerato una forma acuta d'ansia generalizzata. Attualmente nel mondo occidentale ne soffre circa l'8% della popolazione. In Italia colpisce tra i 2 milioni e i 2 milioni e mezzo di persone. A soffrirne sono in prevalenza donne, anche se aumenta tra i maschi, soprattutto professionisti e manager. Il panico si manifesta generalmente tra i 15 e i 35 anni, con picchi intorno ai 22-24 e una seconda punta di insorgenza fra i 45 e i 55 anni. Da un punto di vista strettamente fisiopatologico, l'attacco di panico è un problema cerebrale dovuto all'ipersensibilità all'anidride carbonica, che fa scattare a vuoto il sistema interno di allarme da soffocamento. Lo dimostra il fatto che inalare una miscela d'aria con una quantità aggiuntiva di anidride carbonica è causa immediata di un attacco in chi vi è predisposto. Un'anomalia neurochimica sarebbe dunque la molla che fa scattare gli attacchi di panico. Ci sono aree cerebrali più sensibili di altre all'anidride carbonica. In queste sono presenti i cosiddetti chemocettori, neuroni sensibili al segnale di concentrazione di anidride carbonica. Questi sistemi, una sorta di allarme di soffocamento, sono filogeneticamente molto antichi. Le aree cerebrali interessate non sono infatti quelle corticali, ma le aree cosiddette basse. Tra queste anche il lobus ceruleus, che ha un ruolo importante nella trasmissione e modulazione dei segnali viscerali nel sistema limbico. Chi soffre di attacchi di panico ha per così dire un sistema d'allarme ipersensibile che suona a vuoto, facendo partire la reazione comportamentale anche in assenza dello stimolo reale. Questa ipersensibilità all'anidride carbonica è di tipo ereditario, gli studi su gemelli monozigoti lo dimostrano, e costituisce una vulnerabilità genetica che può predisporre agli attacchi di panico. Il soggetto a rischio di attacchi di panico è un tipo impeccabile, praticamente perfetto, o almeno così pensa di se stesso. Crede di non fare mai niente di sbagliato, si fida solo delle sue stesse convinzioni. È sempre sicuro di sé e sa sempre quello che vuole, vede e può fare. Il suo atteggiamento è polemico nei confronti di chi la pensa diversamente ed è assolutamente intollerante verso chi sbaglia o trasgredisce le regole. È sempre lui a condurre il gioco e, là dove può, preferisce non lasciare spazio agli imprevisti. Si batte in quello in cui crede e non cede mai. Volere è potere, è il suo motto. Ma gli sentiamo pronunciare spesso anche frasi come "ho tutto sotto controllo", oppure "io sono un uomo tutto d'un pezzo", o ancora "a me non sfugge mai nulla, sono fatto così e non posso cambiare". Le sue parole tradiscono una personalità rigida, la sicurezza di chi si sente padrone del suo destino ed è convinto che niente e nessuno all'infuori di sé possa modificarne il corso. Di giorno non si piega, né tantomeno si spezza, ma di notte precipita nel più profondo degli abissi. Volare, cadere nel vuoto, correre all'infinito senza mai arrivare da nessuna parte. È con questi sogni che chi soffre di attacchi di panico segnala la sua insofferenza a un'esistenza troppo strutturata, denunciando il suo immenso bisogno di libertà. Dare sempre il massimo, non venire mai porto in fallo, raggiungere la meta, non deludere le aspettative, vincere le sfide, per il resto non desidera altro. Anzi, si vanta semmai di essere in grado di controllare quelli che sono i suoi bisogni e di riuscire a non lasciarsi mai andare. Il più delle volte rifiuta anche l'eros, vincolandolo a semplici prestazioni sempre più veloci e asetiche. Il primo attacco di panico rappresenta solo un assaggio dei reali rischi cui va incontro chi ha deciso di fare della propria vita una missione impossibile. Quando il panico diviene un'abitudine, stravolgendo la routine, la paura di morire o di impazzire costituiscono le premesse per una condizione di autolimitazione totale. Vincolato dai cosiddetti comportamenti evitanti e schiavo di ansiolitici e calmanti, prima o poi
paura della paura finisce col trovare pace solo all'interno delle rassicuranti mura di casa sua. Con un'incidenza del 10%, l'agorafobia è la paura più diffusa. I luoghi pubblici, come piazze, supermercati affollati, sale cinematografiche e stadi, sono le cause che scatenano il panico. La molla è ritrovarsi da soli in mezzo alla folla, in situazioni senza via d'uscita. Chi ne soffre tende a evitare i luoghi temuti finendo spesso per rimanere confinato in casa. Significativo il dato statistico che vede questo disturbo appannaggio quasi totale delle donne. Ascensori, metropolitana, funivie, gallerie, cantine, stanze troppo piccole. Il dolore di tanti che temono di rimanere intrappolati in questi luoghi ristretti e generalmente anche bui. È la claustrofobia, che porta molti a fare 10 piani di scale a piedi o a rinunciare al cinema pur di evitare il panico che si manifesta negli spazi chiusi. Dietro c'è il timore di trovarsi faccia a faccia con se stessi e con la propria integrità. L'ansia ci fa vivere molto male, ma non è paralizzante come il panico. Quando questi meccanismi diventano patologici? Quando cominciano a scattare indipendentemente dalle situazioni, in modo cieco e irrazionale, spesso con un'intensità sproporzionata rispetto al contesto. Così progressivamente le paure diventano incontrollabili, l'ansia si dilata fino a diventare uno stato permanente che trascende la volontà. La persona non la controlla più, è dominata da un senso di impotenza e dall'angoscia di quello che verrà. Siamo per strada, a teatro, in casa e sentiamo sopraggiungere improvvisi. Prima di fare qualsiasi altra cosa, mettiamoci in posizione fetale e portiamo la concentrazione sul nemico. A questo punto cominciamo a rallentare il ritmo respiratorio. Inspiriamo piano, sempre più piano, silenziosamente. Gradualmente non sentiremo più il rumore dell'aria che entra. Non c'è più un dentro e un fuori, ma uno stato continuo. Inalando ancora meno aria, concentriamo l'attenzione prima sul petto, poi sulla pancia e infine di nuovo sull'ombelico. A questo punto fissiamo lo sguardo su un oggetto e lasciamo che l'occhio si incanti su di esso, mentre la mente si svuota. Chi soffre di panico spesso ha il terrore di perdere il controllo, di cadere in un facile. E allora prova a cadere davvero. Sì, non resistere, cedi, non tentare di fare nulla di fronte alle tue paure e alle tue ansie. Vedrai che se non cerchi di controllarle, le tue ansie possono diventare piano piano una parte inutile di te. Non ti assaleranno per distruggerti, ma cercheranno uno spazio innocuo dove insegnarti il valore profondo della tua fragilità. Allungati su un fianco, sostenendo con il braccio sinistro il tronco su una superficie morbida. Lascia che la sensazione di panico ti invada fino a provare la paura per te ormai abituale di non farcela reggere. A questo punto, senza indugio, stacca il braccio da terra e crolla sul fianco. Per aiutarti puoi stringere le braccia intorno al tronco e chiudere gli occhi. Rimani lì disteso per qualche istante. Ti accorgerai che la tensione si è del tutto allentata. Tanti sforzi per diventare migliori, per sentirci all'altezza, per capire qual è la nostra strada. Eppure è semplice. A guidarci verso le scelte giuste, una sola è la via. Cerca l'inclinazione più profonda del tuo cuore e seguila. Non riflettere troppo. La razionalità e i pensieri, lungi dall'aiutarci a capire meglio la realtà, ci creano attorno un involucro che ci isola dalla vita. Senza contare che riflettere troppo ci rende più instati e insicuri. Quelli che riflettono appieno prima di fare un passo trascorreranno tutta la vita su un piede solo. Impara a osservare. Siamo troppo colti, troppo impegnati a ragionare in astratto per accorgerci di ciò che accade sotto i nostri occhi. Così sappiamo tutto ma non conosciamo niente. Per arrivare alla vera conoscenza non ci sono sforzi da fare né teorie da seguire. Guardate soltanto e tutto vi sarà rivelato. Per aprire gli occhi ci vuole tutta la vita. Vedere accade in un lampo. Non fuggire le esperienze. Spesso vogliamo proteggerci dalla realtà. Ci chiudiamo nel nostro mondo dove tutto è pianificato e l'imprevisto non può stravolgerci. Ma la vita non può essere vissuta se non gustandola. Di fronte a un dolce, a che serve indovinare gli ingredienti o riflettere? L'unico modo di conoscerlo è assaggiarlo. Dai un taglio al passato. Abbiamo paura dei cambiamenti e tentennare è solo un tentativo di prendere tempo e di evitare la sofferenza. Ma in questo modo la prolunghiamo, senza contare che in alcune situazioni andare per gradi è impossibile. Fai il grande balzo, non puoi attraversare il mare a piccoli salti.